Visita stamani del sindaco di Agrigento, dottor Miccichè, e dell'assessore Roberta Lala alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo a Petrusa per la donazione di panettone ai detenuti. Un momento anche per lo scambio di auguri tra l'amministrazione penitenziaria e quella comunale, alla presenza anche del nuovo direttore della casa circondariale di Agrigento, Renato Persico, accompagnato dalla dottoressa Rosa Maria Miraglia dell'ufficio UE per reclusione penale esterna e del comandante della polizia penitenziaria Giuseppe Lofaro. Sindaco, una visita oggi qui al carcere Petrusa in occasione delle festività natalizie. Sì, abbiamo deciso stamattina, io assieme alla mia giunta, e ho con me l'assessore Lara, di venire a trovare qui i detenuti, qui una visita al carcere doverosa, specialmente in questo periodo di festività di Natale e festività naturalmente che qui dentro non si possono godere come si possono godere fuori. Quindi è sembrato doveroso a noi, nell'intera giunta, di fare anche un dono a tutti i detenuti, il Pandoro, che verrà distribuito pure a loro e alle famiglie. Si parla anche di un protocollo d'intesa a divenire su alcune iniziative tra il carcere e l'amministrazione comunale? Sì, sicuramente ci saranno anche dei detenuti che potranno soffrire di una semilibertà per poter espletare i lavori socialmente utili anche per il Comune di Agrigento. Quindi faremo un protocollo d'intesa al più presto e inizieremo subito i lavori. Io ringrazio l'amministrazione comunale che sin da subito ha dimostrato una grandissima sensibilità per questa realtà penitenziaria, mettendosi a disposizione per tutte le esigenze che possono ricadere sul territorio, rispetto al territorio, e noi speriamo, siamo molto fiduciosi di poter avviare un impiego, diciamo, nel più breve tempo possibile, un impiego dei detenuti sul territorio in maniera tale da far sì che i detenuti non siano soltanto un carico per la società, ma anche una risorsa, e che possano fare qualcosa di utile per il territorio. E per il resto, diciamo, il periodo è segnato da questa emergenza sanitaria, e quindi questo si assomma alle difficoltà che già dell'istituto, e quindi speriamo di poter, diciamo, con un lavoro di rete attraverso il lavoro con il Comune, con il UEPE e con le altre agenzie del territorio, di poter superare questo difficile momento. Ecco, lei, diciamo, è all'esordio, qui è da poco come nuovo direttore del carcere, un po' che ambiente ha trovato, un suo giudizio su questi primi giorni? Si tratta di rimboccarsi le maniche e lavorare. Un momento difficile, come lei diceva poco fa. Sì, un momento difficile che noi, diciamo, cerchiamo di superare con un lavoro di rete, un lavoro di una collaborazione istituzionale dovuta, e speriamo, come dite, di lasciarcelo il presto possibile alle spalle. In un momento così difficile abbiamo voluto donare questo panettone come simbolo in un momento di solitudine, di far capire che l'amministrazione c'è per chi vive delle difficoltà. Cercheremo di fare un protocollo d'intesa con i detenuti che hanno reati minori, ovviamente, per i lavori di pubblica utilità, e magari anche dei progetti con le donne, al femminile, con le donne detenute. Il vostro segnale oggi qual è stato qui? La presenza. Cosa avete portato? La presenza, volevamo portare un dono come simbolo che noi ci siamo e che il Natale è anche qua. Sicuramente l'iniziativa è pregevole, anche perché dimostra anche una vicinanza alle persone che in questo particolare momento hanno anche un vuoto dal punto di vista affettivo proprio con i familiari, per cui è un momento veramente difficile, oltre che per noi che siamo in uno stato di libertà, soprattutto per loro perché hanno quest'ulteriore aggravio. Quindi benvengano iniziative, la presenza del Comune all'interno dell'istituto penitenziario sicuramente è un valore aggiunto, perché significa che la collettività, la comunità è vicina al disagio che si può vivere all'interno di un istituto penitenziario. Noi come ufficio di esecuzione penale esterna siamo sempre al fianco del carcere proprio per creare anche una situazione di benessere tra i detenuti, e quindi continueremo su questa scia. Ha parlato di un accordo, un protocollo d'intesa che si andrà a stabilire? Sì,
sicuramente è un'attività, è un servizio che noi intendiamo offrire proprio per sviluppare all'interno già di una situazione detentiva, quindi tra i soggetti detenuti, la possibilità di usufruire di un collegamento con l'esterno e avviare anche un percorso di legalità con l'inserimento di soggetti detenuti all'esterno, quindi con la collaborazione del Comune, in attività di lavori di pubblica utilità che rappresentano anche, se non una forma prettamente risarcitoria, una forma di restituzione che il reo fa nei confronti della comunità.